20ª giornata del campionato giovanissimi regionali siciliani. Per il girone C al Gardesport di Mili Marina la Messina Social School di Mister Grio ospitava la Ionica Football Club, padroni di casa che cercano una vittoria che manca dal lontano 21 gennaio, quando hanno ottenuto la loro quarta affermazione stagionale sul campo della nuova Rinascita Patti. Sono fermi a quota 16 punti in classifica e devono recuperare la sfida contro il Junior Calcio Cireale, ospiti della Ionica, che proprio contro la nuova Rinascita hanno ottenuto un pari nell'ultima uscita tra le mura amiche per 2-2, gli ha permesso di salire a quota 22 punti in classifica, frutto di 6 vittorie, 4 pareggi e 9 sconfitte. Dirige l'incontro del signor Pietro Quartaronello della sezione di Messina, Soccer che scende in campo con Micali, Cucinotta, La Fauci, Mondello, Loret, Deodato, Caruso, Spanò, Latella, Fasciana Thomas e Fasciana Manuel. Risponde la Ionica che dovrà fare a meno dello squalificato De Clò con Bartolotta, Dinuzzo, Mifa, Gresapulli, Carigali, Buongiorno, Giannetto, Catania, Trovato, Alberto e Garufi. Siamo già al film della gara che si apre con questo tentativo di Thomas Fasciana che si spegne a fondo campo. Ancora Soccer in avvio che ci prova con questi tentativi dalla distanza e le occasioni latitano. Allora la Soccer prova ad affidarsi al dinamismo dei gemelli Fasciana. Qui ancora una volta Thomas a provarci, ma viene rimpallato da un difensore avversario. E sempre il numero 10 giallo-rosso sugli scudi che ci prova questa volta da distanza siderale. Crea grattacapi a Bartolotta, la risposta della Ionica è tutto in questo mancino di Garufi che cerca un compagno in mezzo all'area non trovando nessuno. A seguire solo il duplice fischio del direttore di gara Quartaronello manda le squadre negli spogliatoi. Con il risultato di 0-0 si torna in campo. Soccer che gestisce il primo possesso della ripresa e ora attacca da destra verso sinistra. Ci proverà sugli sviluppi di un calcio d'angolo, riesce a svettare più in alto di tutti il numero 2 Cucinotta. Fa buona presa però Bartolotta, poi ci prova dalla distanza anche Valerio Caruso. Centrando però la porta è proprio il numero 7 di Mister Grio al 47esimo a far spazio a Cristian Liotta, primo cambio per la Soccer. A seguire anche Latella farà spazio al compagno Giuseppe Barbagallo, staffetta tra i pali invece con Cassi che prende il posto di Micali. Soccer che allora ci prova in avanti, ma qui è sballato il tentativo di Liotta di servire dentro un compagno. Tiro grosso che si spegne a fondo campo. Dall'altro lato buona risposta invece di Cassi sul tentativo della Ionica, fa sua la sfera in due tempi. Ora comincia ad accendersi la gara. Qui è Thomas Fasciana che prova a girarsi e a calciare verso la porta difesa da Bartolotta. Fa buona guardia il classe 2004 che difende i pali della Ionica. Sarà il numero 10 di Mister Grio a seguire a lasciar campo a un compagno, nel caso a Marcellino Farina. A seguire anche Davide La Fauci a far spazio ad Andrea Calabrò, classe 2003, quando la Soccer ci prova con questa percussione di Manuel Fasciana che riesce a saltare l'avversario, entrare in area, viene atterrato senza esitare. Il direttore di gara Quartaronello indica il dischetto per questo fallo di Buongiorno ai danni di Fasciana. Sarà proprio il numero 11 di Mister Grio ad andare alla battuta di questo importantissimo calcio di rigore. Intuisce solamente Bartolotta. Soccer in vantaggio al 65esimo con Manuel Fasciana dagli 11 metri. Potrebbe regalare i 3 punti ai ragazzi di Mister Grio. Esplode la gioia in campo e sugli spalti. È proprio il match winner a seguire, a lasciare spazio al compagno Antonio Arena. Quando c'è un ultimo tentativo per la Soccer, con questo tentativo portato avanti da Mondello, scaricato per un compagno e non riesce a centrare lo specchio della porta. A seguire anche Spanò, lascia spazio a Marzio Maceli. Quando la Ionica ci prova allora prima del triplice fischio finale ad occupare l'area avversaria con tutti i propri effettivi. Arriverà però solo il triplice fischio del direttore di gara Quartaronello. I 3 punti vanno alla Soccer. Game over al Gardesport di Mili. Quinta affermazione stagionale per i ragazzi di Mister Grio che così salgono a quota 19 punti in classifica. In settimana dovranno recuperare la partita con Junior Calcio Cireale e a seguire faranno visita alla Ionia Calcio Riposto. Noi vi lasciamo con le immagini della festa dei ragazzi giallorossi e dei propri sostenitori. Un saluto da Claudio Costanzo e alla prossima.